Allora siamo col direttore sportivo della società Davide Gabrielli e prima domanda: come avverrà questa prima fase della preparazione? Quindi sappiamo già che ci sarà un amichevole con il Cittadella, e cosa è previsto per questo primo mese di attività sportiva? Allora partiremo qui e staremo qui tra il Baracca e Zelarino fino al 3 di agosto. Avremo un paio di amichevoli fissate l'1 e il 2 in questo momento, dopodiché il 3 andremo in montagna fino al 10, scenderemo il 10 e avremo l'amichevole col Cittadella a Cittadella. Quindi indicativamente sarà periodo di preparazione, un po' di condizionamento atletico, tattica, quindi sarà questo, penso poco. Direttore, con quali criteri è stata costruita questa squadra? Sono andato a integrare un pochino i ruoli dove in seguito delle riconferme mancava qualcosina. Abbiamo alzato il livello, speriamo, perché poi è tutto da dimostrare sul campo, però secondo me siamo una buona squadra che dovrà pensare a lavorare, dovrà pensare a dare tutto ogni domenica come al solito, e dopo vedremo dove arriveremo. Abbiamo visto dei nomi nuovi anche proprio all'ultimo momento, all'arrivo proprio del raduno. Ci puoi parlare di questi juniores aggregati? Sono dei ragazzi interessanti che inizieremo a testare adesso in preparazione. Come abbiamo fatto l'anno scorso, se pensate l'anno scorso alla Juniores abbiamo fatto esordire 6 ragazzi, e l'idea è quella di farlo anche quest'anno, quindi intanto testeremo questi ragazzi qui in preparazione, poi nel corso dell'anno anche tutti gli altri. Ci sono anche dei ragazzi più esperti, anch'essi molto interessanti. Sì, abbiamo aggiunto un po' di esperienza, un po' di personalità, sono tutti bravi ragazzi, alcuni di loro, come ad esempio Burato, hanno già vinto un campionato, sanno cosa dare dentro uno spogliatoio, sanno indirizzare anche i ragazzi più giovani, non che ce ne sia eccessivo bisogno, perché questo è un gruppo sano, è un gruppo solido, sono tutti bravi ragazzi, l'hanno dimostrato tutti l'anno scorso, quindi penso che quest'anno sarà più o meno la stessa cosa.